Benvenuti e anche bentornati in questo nuovo video. Allora, per quest'oggi vi propongo un video spesa. Sono stata a Lidl e anche alla EO. È un video spesa registrato in agosto. A tra poco. Parto con la spesa perché la divido un attimo perché se no non ci sta. Dunque, parto dal dietro. Pizza Regina alta. No, alta, non è alta. Quella col bordo ripieno ai formaggi, ecco, è ai formaggi col bordo ripieno di formaggio. Ci sta giusta nella friggitrice ad aria, giusta perfetta proprio, e quindi l'ho comprata di nuovo. Poi questo da provare, merendina così, 3 merende c'è scritto. Sì, proprio merende, spuntino neanche. 2 invece ABC della merenda Parmareggio, quindi quelli con il grana. Poi il bustone di mozzarelle 4x2,50, sono 4 bustine all'interno, ogni bustina ha 2 mozzarelle, quindi 5 euro, quasi 6 euro, ma comunque c'è quantità, c'è prodotto. Questi gnocchi con ricotta e spinaci di Mamma Emma, bon. Poi qua ci sono 3 pacchi di salsicce, 2 confezioni di yogurt senza lattosio magro bianco, poi 2 confezioni invece di ricottine senza lattosio, 2 buste di misto per soffritto, un salamino piccante, poi ho una busta di parmigiano reggiano e 2 di edamame fitte, ok? Poi pasta e broccoli, devo mettere in congelatore, e contorno grigliato, 2 confezioni di wurstel di pollo e tacchino, uno stracchino, poi paninetti morbidino, questi qua piccolini. Qui ci sono un po' di confezioni di affettato perché ero senza completamente, e se vado a camminare a me piace più mangiare un panino con l'affettato piuttosto che un dolcetto o qualcos'altro. Il prosciutto sono già in ordine di scadenza, 2 prosciutto, un petto di tacchino, poi speck, qua cosa c'è? La ventricina piccante spianata alla romana, 2 di prosciutto crudo e un salame tipo Napoli. Qua sono contenta perché ho già fatto la divisione, stavo già mettendo via in frigo, poi ho detto no, devo fare il video spesa, e quindi ho ritirato fuori tutto. Dei limoni, delle arance, una di queste arance purtroppo è spappolata, non me ne ero accorta, vabbè, ormai sono a casa. Poi qua una confezione di salsicce di tacchino e pollo, una di macinato, una di kebab e una pizza di queste qua. Quindi questa è una parte della spesa. Adesso metto via sta roba e vi faccio vedere il resto. Continuo con la spesa. Fagottini all'albicocca, i crackers Doriano. La spesa è mista, non ve la sto facendo vedere divisa per negozio. Il pancarrà, questa confezione, quella grande, patatine, poi aspetta, vado in ordine. Mirtilli, che non costavano neanche tanto e sono italiani. Mirtilli, uva bianca senza semi, albicocche susine, 2 pacchi di fiocchi d'avena integrale, che sapete io uso solo questa. Ho anche quella del marchio Prozis, però al momento sto usando questa. Un ketchup, questo qua della Heinz, una salsa per gyoza che io uso per condire qualsiasi cosa, 2 sughi pronti, ragù vegetale con soia e il pesto vegano alla calabrese, banane, pomodorini, sacchetti dell'umido, pomodori più grandi da fare con le mozzarelle, 2 melanzane piccoline, 3 peperoni da fare quella roba che avevo già fatto, vabbè, poi magari vedrete nel corso di video, o l'avete già vista in realtà quella roba che avevo fatto con peperoni, salsiccia, patate e zucchine, avevate già visto. Salsa di soia Kikkoman, io prendo sempre questa qui con tasso ridotto di sale, le uova biologiche, 2 pacchi di piadine, queste qua sì, queste qua da dispensa, non da frigo, poi una maionese Kraft, 2 barattoli di pan grattato, una salsa greca, 2 confezioni, quindi 4 come si chiamano? Brick, 4 di questi qua di panna chef al salmone. Poi questi sono i semi di canapa che io uso nel porridge e i semi di chia che uso nel porridge perché non li ho finiti assolutamente, ma visto che ero fuori spesa li ho ricomprati, costano tantissimo questi qua, pazienza. Poi le pagliette, queste qua perché mi pare di non averne, una spugna per pranzo, 2 barattoli di maionese cuore, non è male questa qua, l'ho assaggiata ieri sera. No, l'altro ieri sera che l'avevo aperta, o ieri sera, non mi ricordo, quella che avevo comprato tempo fa, e non è male questa qua, La salsa aioli, salsa all'aglio,
poi un melone, una baby anguria, qui c'è un barista alla soia dell'Alpro, qui uno dentifricio, acqua fresh, patate, ne ho prese poche perché ne ho ancora, e questo Silvercrest per la verdure, per la patate, cioè questo set qua da 2, perché voglio sostituire quello che ho io perché è vecchissimo, quindi ecco, questa è l'altra parte della spesa. Ultime cose ce le ho qua per terra. Una cassa di bottigliette da mezzo litro di acqua naturale, una di queste qua di Zimil versione piccolina, mini, poi invece Zimil versione classica da 1 litro e una cassa di acqua frizzante. Manca ancora una cosa, le Rodeo che ho già aperto. Sì, lo so, non dovevo aprirle, ma sono buone. Ecco, mancano queste e basta. Io sono andata a cercare anche la Coca-Cola alla vaniglia perché mi è piaciuta e anche a Franza è piaciuta, perché c'è quel gusto di vaniglia ma leggero, buono, non fastidioso. Non c'era, purtroppo non c'era. Quindi per concludere questo video spesa, questo è lo scontrino AEO e questi sono i prezzi di ciò che ho comprato alla AEO. La salsa aioli era 3,79 però. Vabbè, 4,29 i semi di canapa, sì, so che costano tanto. I semi di quinoa sono 3,89. Quello che ho pagato di più, secondo me, lo Zimil, 5,94. Vero? Sì, quello che ho pagato di più, il latte, quello là piccolino. Per un totale di 69,06 €. Questo invece è Lidl. E questi sono i prezzi del Lidl di questo periodo. Poi quando vedrete il video insomma qualcosina sarà cambiato per forza, magari non mi ricordo, ma qualcosa di offerta ho ben preso forse, non lo so. Io non vado tanto a vedere le offerte perché bene o male le cose in offerta non mi interessano solitamente. Comunque 129,46 €, questi sono i prezzi. E con questo è tutto, scontrini ve li ho fatti vedere, basta, sistemo la spesa e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!